da un punto di vista energetico, di risorse, ma significa anche dal punto di vista economico, sociale, e viene fatta nel 92 questa conferenza di Rio. Nella conferenza di Rio si scrive quella che viene chiamata l'Agenda 21, che cosa si intendeva? Agenda XXI secolo, cioè erano gli impegni che gli Stati si dovevano prendere per il nuovo millennio. Dentro a questi impegni, diciamo, che gli Stati devono prendersi, c'è un capitolo specifico destinato invece agli impegni che le comunità locali devono prendersi. Cioè un concetto importante che viene fuori da Rio è dovuto anche al fatto che in parallelo alla conferenza degli Stati ci fu praticamente una controconferenza delle organizzazioni non governative, sempre a Rio, e questo concetto, diciamo, che fondamentale per uno sviluppo sostenibile è che ci sia una mobilitazione delle comunità locali, che ogni comunità locale scriva una propria Agenda 21, cioè una propria, un proprio programma di sostenibilità e di sviluppo sostenibile. In Europa, sulla base di questo progetto della conferenza di Rio, si costituisce anche una rete di città sostenibili. Questa rete c'è una serie di incontri internazionali, io adesso non ve la faccio lunga. La carta fondamentale che detta i principi dello sviluppo sostenibile di questa rete di città europee, questa carta di Aalborg del 94, che definisce, diciamo, alcuni dei concetti fondamentali. Io come li scorro velocemente e poi vi lascio eventualmente il PowerPoint, li potete poi rileggere. Sulla base di questo viene scritta nel 95, viene fatto un manuale che trovate anche in internet, è scaricabile interamente in internet in italiano, che è questa guida europea dell'Agenda 21. L'Agenda 21 quindi comincia a introdurre questo concetto fondamentale che per avere un altro modello di sviluppo, per avere un modello di sviluppo sostenibile, è fondamentale la partecipazione, cioè non si possono cambiare le cose. Non si può cambiare il modello di sviluppo, il modello di economia, il modello di progettazione delle città e degli ambienti urbani, del paesaggio, se non si fa partecipare la gente. Quindi a Padova, ad esempio, questa cosa noi abbiamo iniziato a sostenerla dall'inizio degli anni 2000. La metodologia c'è, diciamo, associata all'Agenda 21, normalmente c'è questa metodologia, Schneider Workshop, che è una metodologia che nasce in Danimarca e che poi viene fatta propria in sostanza, diciamo, anche se poi spesso qualche volta viene chiamata in modo diverso, ma insomma la metodologia è abbastanza uniforme, e che questa diciamo, una metodologia basata sul fatto di fare dei seminari, dei workshop appunto di un giorno o di 2 giorni, raggruppando 4 gruppi di interesse, 4 gruppi di quelli che appunto si chiamano gli stakeholders, che normalmente sono gli amministratori pubblici, i cittadini, gli abitanti del quartiere o della città, gli esperti che possono tradurre in progetti concreti di fattibilità, diciamo, le idee che emergono dal workshop, e rappresentanti del settore privato. Questa cosa l'abbiamo fatta anche a Padova, e dentro a questa metodologia c'è questo concetto importante da memorizzare, cioè quando si fa uno scenario di sviluppo sostenibile bisogna sempre chiarirsi se si vuole puntare di più, diciamo, sugli aspetti istituzionali o sugli aspetti individuali, sulla tecnologia o sui comportamenti e abitudini di vita e di consumo delle popolazioni. Quindi questa cosa va chiarita all'inizio. Generalmente le idee sono abbastanza discordanti, cioè c'è chi punta quello che oggi ad esempio si chiamano le smart cities, no? Cioè dice per fare una città intelligente ed ecologicamente sostenibile bisogna puntare su nuove tecnologie, quindi punta soprattutto sul fatto di avere nuove norme per il risparmio energetico, nuove forme, diciamo, di produzione di energie rinnovabili, cioè, che invece chi sostiene che è altrettanto, forse più importante, puntare anche sui comportamenti individuali delle persone. E quindi si possono essere strategie, modi diversi di arrivare all'obiettivo. Questa cosa va in qualche modo anche precisata. Questa è l'esperienza fatta a Padova. La mattina, in questa esperienza, questa metodologia prevede che la mattina, o il primo giorno, diciamo che si fa in 2 giorni, la mattina si formino 4 gruppi. I 4 gruppi sono in ogni gruppo ci sono le varie rappresentanze, cioè
voglio dire, la mattina, scusate, in ogni gruppo c'è un'unica. Ci sono ad esempio gli amministratori pubblici in uno dei gruppi, i tecnici in un altro gruppo, i cittadini in un altro gruppo ancora, e gli operatori privati nel quarto gruppo. I quattro gruppi formulano con quel metodo che avete visto dei bigliettini, delle proposte, eccetera, eccetera, formulano una serie di idee, quello che loro ritengono più importante, prioritario per andare verso la sostenibilità della propria città o del proprio quartiere. Poi c'è un resoconto a fine mattinata dei vari gruppi e nel pomeriggio si mescolano i gruppi, cioè si riformano altri 4 gruppi, però questa volta mettendo in ogni gruppo un rappresentante di ognuno degli stakeholders, i quali poi cercano di tradurre le idee emerse la mattina in azioni, progetti concreti. Questo è un po' il tema. Ad esempio, quella volta che noi abbiamo fatto questo tipo di workshop erano emerse, diciamo, una serie di proposte. Nella fase finale della giornata si è fatta la votazione sulle proposte, quindi si è anche individuato delle varie proposte emerse, quelle che venivano ritenute le più interessanti, e quindi si è dato anche un ordine di priorità, diciamo, alle proposte. Sulla base di questo primo iniziale workshop si è dato vita poi, diciamo, in tempi invece più lunghi, al forum di Agenda 21 a Padova, in cui quelle idee iniziali, quelle tematiche iniziali emerse dal workshop sono state, diciamo, articolate attraverso conferenze, incontri con esperti, e articolate poi in un vero e proprio piano di azione. Tanto questo, ecco, il forum ambientale ha questo processo, anche qui corro un po' velocemente, diciamo, è un processo che prevede, diciamo, una serie di passaggi e alcuni principi, quindi li vedete qui, è quello uno di avere una visione condivisa del futuro, cioè uno, diciamo, dove vogliamo arrivare come scenario generale, diciamo, delle trasformazioni urbane. 2, il forum non deve essere strettamente dipendente dall'amministrazione, generalmente viene costituito dal comune e dalla provincia, però il forum deve avere una sua autonomia, non deve essere dipendente dall'amministratore pubblico. Quindi, ad esempio, anche gli assessori vengono invitati, ma non in modo costante, cioè il forum ha una propria, diciamo, autonomia di elaborazione nel corso, e poi, diciamo, si confronta con gli amministratori, ma si confronta, diciamo, avendo elaborato in proprio dei progetti. Naturalmente questo significa dare la parola a tutti, ascoltare tutti, gestire i conflitti. Ecco, e qui sorge poi il problema di chi partecipa al forum. Dovrebbe essere appunto un numero limitato, in realtà, ad esempio nell'esperienza padovana, è stato aperto un po' a tutte le associazioni, poi di fatto, siccome il forum dura parecchi mesi, per me è durato anche qualche anno, c'è una selezione naturale in fondo, diciamo, quindi alla fine, anche se si aprono le porte a tutti, di fatto alla fine eravamo, diciamo, una trentina quelli che partecipavano in modo costante, poi ogni volta, ogni incontro c'era magari quello che non era venuto la volta prima e che ti poneva i problemi già risolti la volta prima, ma comunque, quindi poi il lavoro importante è quello dei cosiddetti facilitatori, cioè qui è fondamentale che il facilitatore non si accontenti di registrare le cose che vengono dette, perché io ho visto che qualche volta c'è qualcuno che fa questo, insomma, raccoglie idee, le mette sulla lavagna e poi fa un verbale e lo manda a tutti. Cioè, il ruolo del facilitatore dovrebbe essere quello di fatto, diciamo, l'analisi di tutto quello che è stato proposto, di proporre la volta successiva un passo in più, cioè in qualche modo cercare di fare una sintesi e di dire: guardate, questo è quello, mi pare che il livello comune sia questo, le cose che tutti accettiamo sono queste, i punti di conflitto, di divergenza sono questi, risolviamo questi e andiamo avanti. Cioè, il problema è questo, ci deve essere anche una grande capacità di gestione in questi processi, cioè, se non c'è questa capacità si rischia di girare un po' a vuoto, diciamo, e tutte le volte ritornare sulle cose che erano state discusse in precedenza. Fatto questo tipo di lavoro, diciamo, si elaborano, diciamo, quindi si definiscono, generalmente c'è una colonna in cui si mettono gli obiettivi generali che si vogliono raggiungere, o le tematiche fondamentali che ti interessano, poi c'è una seconda colonna in cui quelle tematiche vengono tradotte in obiettivi, cioè per raggiungere quell'obiettivo noi vogliamo, diciamo, una migliore qualità ambientale a Padova. Quali possono essere le azioni per avere una migliore qualità ambientale a Padova? Allora dice, il sistema del verde,
controllo, diciamo, delle emissioni gassose, cioè uno comincia a tradurre, diciamo, l'obiettivo generale in una serie di azioni, poi di obiettivi veri e propri, poi quelle vengono articolate in azioni, in tempi e nei soggetti che si ritiene debbano poi intervenire per poter realizzare quegli obiettivi. Ripeto, adesso qui scorro un po' queste cose, comunque se voi se vi interessano le trovate poi anche appunto in internet, in questo manuale che viene presentato dall'ICLEI. E alla fine, diciamo, articolati, tutte queste cose si raccolgono in quello che si chiama il piano d'azione ambientale, cioè il piano d'azione ambientale che è fatto di una serie di obiettivi strategici, una serie di obiettivi più particolari, di azioni concrete, di soggetti che devono realizzare quelle azioni e i tempi che si ritengono. Questa cosa poi viene sottoposta all'approvazione dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione pubblica, se nel caso della provincia. Cioè, quindi c'è, diciamo, un'elaborazione che arriva fino al punto di avere chiarificato questo programma, piano d'azione, e poi questa cosa deve essere validata dal Consiglio Comunale, che deve fare la prova e diventa in quel caso, diciamo, quello che è successo ad esempio da noi, che il Consiglio Comunale ne ha accettate alcune ne ha scartate, quindi o comunque ha cambiato alcune priorità rispetto a quelle che si erano date, però poi una serie di cose sono state anche messe in attuazione. E sempre dentro a questo ragionamento fatto dal forum c'è la cosa importantissima, è quella degli indicatori. Cioè non basta dire vogliamo raggiungere questo e vogliamo fare queste cose per raggiungere quello, bisogna periodicamente monitorare quello che succede, cioè bisogna capire se gli obiettivi che ci siamo dati e le azioni conseguenti che noi abbiamo messo in atto per raggiungere quegli obiettivi sono, diciamo, effettivamente, diciamo, utili per l'obiettivo. Facciamo un esempio banale, insomma, uno dice l'obiettivo è quello della sicurezza dei pedoni e dei bambini per andare a scuola. Come si può raggiungere questo obiettivo? Beh, diciamo, facciamo, che so, le rotonde oppure una segnaletica particolare. Ecco, uno si potrebbe fermare qui e fa le rotonde e uno all'amministrazione dice vedete ho fatto 10 rotonde e quindi ho raggiunto l'obiettivo. No, momento, quello che mi interessa è poi andare a vedere se sono diminuiti gli incidenti. Cioè ci deve essere un indicatore che alla fine mi dice quelle cose che ho messo in campo, è vero che le ho fatte, o che tua amministrazione le hai fatte, però è vero che quelle cose hanno ottenuto l'effetto desiderato, quindi questa è la cosa fondamentale, perché ad esempio sulla questione delle rotonde, che c'è stata anche a Padova, il problema è stato poi per molti anni che devi fare anche l'educazione delle rotonde, non basta fare la rotonda, se l'automobilista non è abituato, come succede in Francia o in Germania, a bloccare appena vede, diciamo, pedone che mette un piede sulle strisce pedonali, posso fare tutte le rotonde che voglio, ma gli incidenti continuano a esserci. Quindi voglio dire, il problema è sempre questo, cioè puoi trovare degli indicatori che mi dicano, che mi consentono di verificare se le cose che sto mettendo in campo, che sto realizzando, sono, diciamo, effettivamente efficaci ai fini dell'obiettivo generale che mi sono dato. Un riferimento interessante è questo dei 10 indicatori europei, a cui poi però si associano tutta una serie di indicatori locali. Gli indicatori europei servono per dare una misura di confronto, ecco, anche perché per capire se le cose che noi ci stiamo proponendo nella nostra città, che cosa sta succedendo nel resto d'Europa e come si stanno muovendo gli altri e se quello che, diciamo, che noi stiamo facendo è in linea con l'efficacia dell'azione che si sta facendo in altri paesi. Questi sono i 10 principali indicatori europei che sono stati utilizzati dalla rete delle città sostenibili. Ripeto, a questi però poi, ad esempio, a Padova, con l'aiuto dell'università, abbiamo affiancato alcune decine di altri indicatori che possono essere utili. Vabbè, questa è poi la conseguenza, il forum civico, e questa cosa poi si è prolungata, diciamo, in anni successivi nel PAT, cioè nel piano di assetto territoriale di Padova, dove abbiamo lavorato per 2 o 3 anni come Agenda 21 proprio per definire le strategie generali del piano e degli orientamenti. È stato un lavoro abbastanza interessante. Ripeto, anche qui è importante trovare dei tecnici che seguono il piano, che siano disponibili a fornire le indicazioni del piano, perché qui si è visto ad esempio la diversità di alcuni tecnici che venivano e molto onestamente raccontavano tutto, spiegavano le alternative possibili, perché poi il problema è sempre quello,
Altri tecnici che invece venivano e dicevano no, guardate, questa è l'unica soluzione possibile, portavano raccontavano semplicemente quello che loro stavano progettando e dicevano non ci sono alternative. In realtà le alternative ci sono sempre, quindi voglio dire, si capisce anche dalla onestà e trasparenza del tecnico che viene a raccontarti le cose, come stanno le cose. Lì c'è stato un lavoro abbastanza intenso, ripeto, per fortuna si è trovato una serie di tecnici su vari settori che hanno collaborato in modo interessante, hanno fornito documentazione interessante e questo ha costruito un piano sostanzialmente innovativo. Questo in Italia, ma all'estero Agenda 21 ha prodotto delle cose anche molto più concrete, cioè ad esempio qui siamo ad Helsinki, è un quartiere che andremo a visitare fra poco con bioarchitettura in giugno, è un quartiere interamente progettato, un nuovo quartiere interamente progettato con i meccanismi di Agenda 21. Cioè Agenda 21 può essere utilizzata anche per costruire parti di città concretamente, come questa di Helsinki o come questa che abbiamo visitato 2 anni fa in Olanda, che è una comunità che era una comunità in realtà che era partita da un gruppo di insegnanti, un'associazione di psicologi e così via, che poi è arrivata a progettare con il meccanismo di Agenda 21 un nuovo quartiere in un'area tra l'altro delicata perché è una zona di risorgive dove pescano gli acquedotti di una parte molto grossa della regione dell'Olanda. Questa è la altro meccanismo di progettazione è questo Planning for Real. Questo è un meccanismo che adesso ha un marchio, si può comprare la scatola degli attrezzi, si può comprare via internet in Inghilterra, e loro danno 2 scatole di attrezzi, una per le scuole e una per le comunità locali. E praticamente qui il meccanismo qual è? Quello di far costruire un plastico agli studenti se sono in una scuola o alla comunità se siamo in un quartiere. Quindi qui stiamo lavorando a livello, se volete, di microurbanistica. La scala del plastico può essere 1 a 250 normalmente, ma anche scale un po' più, anche 1 a 100 se si va più nel dettaglio. È fatta per moduli componibili, in modo che poi questo plastico si possa trasportare e portare nelle piazze o nei centri commerciali e far discutere la gente. Cosa serve? Serve innanzitutto a far conoscere il quartiere, cioè chi partecipa a questo lavoro intanto deve andare a fare sopralluoghi, inchieste, interviste e conoscere le problematiche del quartiere, quindi conoscerlo bene anche fisicamente in qualche modo, riprodurlo con questa scatola di montaggio che viene fornita o una se l'auto costruisce alla fine, insomma, se non vuole andare a comprarla dall'università inglese. E poi dentro a questo plastico si vanno a mettere una serie di bandierine dove si mettono i problemi e le proposte di soluzioni. Anche qui ci sono una serie di figurine che sono già predisposte nel kit che ti viene mandato dal Planning for Real, ma ognuno poi può disegnarsi la propria figurina e mettere, sono figurine che pongono, evidenziano dei problemi che ci possono essere, che sono un passaggio pedonale pericoloso, un'area priva di verde, e poi danno delle proposte. Queste cose vengono discusse, poi c'è una votazione anche in questo caso sulle proposte che sono state fatte da tutti i partecipanti. E poi anche qui c'è un discorso di votazione di priorità delle cose che si intendono fare. Questa cosa è stata utilizzata, ad esempio, viene utilizzata anche in Italia ed è anche una delle metodologie usate a Roma, è stata utilizzata a Roma dal laboratorio di quartiere di Roma. Nella fase conclusiva si raccolgono tutte le idee, le proposte, i suggerimenti eccetera e si va a negoziare con l'amministratore pubblico, l'assessore all'urbanistica, l'assessore alla partecipazione, che cosa di tutte le idee che sono emerse si può realizzare e mettere in campo. Un metodo in parte simile, però fatto più sulla carta e meno col plastico, è quello di Alexander, che avevamo già accennato prima,
Cioè lui, partendo da questa esperienza che abbiamo visto prima di Lima, fa una pubblicazione che trovate anche questa in internet, in inglese, ma praticamente quasi completamente tradotta in italiano dall'Università di Roma, in cui dà tutta una serie di schede di tipo progettuale, cioè vengono evidenziati i problemi che si hanno in un quartiere, ma anche parte dall'abitazione fino al quartiere, fino alla città. E diciamo dà delle metodologie e delle possibili soluzioni anche graficamente illustrate. Insomma, questo viene un po' il procedimento di prima, però fatto più a livello grafico attraverso computer, diciamo, che con il plastico. Questi sono alcuni esempi di come sono stati utilizzati a Roma queste metodologie, diciamo, dei pattern, dei modelli, diciamo, progettuali. Altra metodologia è quella che abbiamo visto all'inizio nel filmato della Marianella, che ad esempio venne a Padova a raccontarci questa esperienza che aveva fatto molto interessante a Modena, e questa esperienza che aveva fatto a Modena sempre con questa metodologia dell'open space technology, e quella erano le vecchie fonderie che avevano anche una storia particolarmente importante per la memoria della città. C'era stati, diciamo, scioperi negli anni 50, poi c'era stato un fallimento, gli operai che avevano comprato la fabbrica, poi la fabbrica era, le fonderie di nuovo fallite, lo stabilimento era stato acquisito dal comune, però poi non sapevano più cosa farsene e volevano, il comune certamente fece un progetto per venderne una buona parte a un privato che poi gli avrebbe dato in cambio qualche ufficio all'interno dello stabilimento. Ci fu anche lì una sollevazione contro questo progetto del comune, e allora venne chiamata la Marianella per mettere in campo, diciamo, un processo partecipativo per capire che cosa fare di queste ex fonderie. E lei prima partì con una serie di interviste mirate in giro per la città e per le associazioni, eccetera, chiedendo proposte, raccogliendo proposte, eccetera, e poi fece proprio, diciamo, questo meccanismo che abbiamo visto prima, di raccolta di idee, di discussione allargata a tutti quelli che volevano partecipare, che appunto non c'è un limite di partecipanti, e sulla base delle idee che sono emerse in quella discussione il comune poi ha fatto un bando di progettazione, e quelle idee sono state tradotte in progetti abbastanza interessanti, diciamo, di recupero di tutta l'area. Che cosa si può fare per il paesaggio a livello partecipativo? Diciamo, il paesaggio, voi sapete, dalla Convenzione Europea, credo ne abbiate parlato negli incontri precedenti, nella Convenzione Europea sul paesaggio la partecipazione è uno degli aspetti fondanti, perché il paesaggio nella Convenzione Europea è anche il paesaggio percepito dalle popolazioni, e significa anche qualità dell'abitare e della vita delle popolazioni che abitano in un certo territorio. Quindi la partecipazione alla costruzione, diciamo, dei progetti paesaggistici è fondamentale. Alcune esperienze di progettazione ce ne sono in Europa molto interessanti, io ne ho trovate due di particolare interesse, anche queste sono recuperabili via internet. Una è questa dell'Osservatorio del Paesaggio della Catalogna, e l'altra è questa Fondazione per il Paesaggio in Gran Bretagna, che utilizzano sostanzialmente queste metodologie partecipative, cioè partono anche qui da questionari e interviste. Più dei questionari vengono ritenuti importanti le interviste, cioè il questionario generalmente è troppo preconfezionato e dà delle risposte state. Sono molto più interessanti le interviste in profondità, cioè delle interviste magari fatte passeggiando con l'intervistato nei luoghi e raccogliendo le sue opinioni sulle cose che vanno, le cose che non vanno, ciò che sarebbe da trasformare, ciò che sarebbe da salvaguardare. Dopo questa prima fase c'è il discorso della costruzione di un sito web, che vuol dire, diciamo, mettere in rete, vedremo ad esempio è stato fatto in Puglia, la possibilità a chiunque voglia intervenire di dare delle proposte, dei suggerimenti, delle comunicazioni. Poi la formazione di focus group, di gruppi di lavoro che discutono su temi particolari emersi attraverso le indagini, e poi alla fine questi workshop che rappresentano, diciamo, quelle che sono le proposte e la discussione sulle proposte, su cosa fare.
Purtroppo questo è in inglese, ci sono queste linee guida per la valutazione delle caratteristiche del paesaggio elaborate in Scozia, che sono molto interessanti. Mi pare che siano anche, però si possono trovare anche tradotte in italiano, che praticamente è una specie di manuale piuttosto consistente che serve anche per fare questo lavoro con persone comuni, diciamo, non con esperti, per come leggere il paesaggio, fare emergere, diciamo, gli aspetti identitari del paesaggio e come, diciamo, fare delle proposte di trasformazione del paesaggio, mettendo in luce, vedete, in questa specie di ruota tutti gli elementi che compongono il paesaggio. Sono elementi di tipo naturale, ma sono anche elementi di tipo culturale e elementi di tipo sociale. Nel Veneto, vado verso la conclusione, alcune esperienze di osservatorio del paesaggio partecipate sono state avviate, ce ne sono praticamente 6 attualmente in corso. Quella più significativa probabilmente è quella di Canale di Brenta. Canale di Brenta, con la collaborazione dell'Università di Padova e quella di Venezia, è stato fatto un lavoro partecipativo con interviste, incontri, proprio sulla questione del disegno paesaggistico. La cosa interessante è che nel febbraio scorso la giunta regionale ha approvato questa delibera in cui costituisce una rete degli osservatori locali del paesaggio. C'è già un osservatorio regionale che ha qualche documento in rete accessibile. Nel febbraio si dà vita a questa rete regionale e si propone agli enti locali di dar vita loro, diciamo, a autocandidarsi per fare degli osservatori locali del paesaggio. Questo potrebbe essere una cosa, ad esempio, da fare anche qui, e che noi stiamo per proporre a Padova e cerchiamo di farla a Padova. Naturalmente in questo caso bisogna far sì, cioè il problema è quello che realmente un osservatorio non prende un solo comune, deve prendere un gruppo di comuni che diano almeno, diciamo, una dimensione di unità del paesaggio un po' estesa, e quindi bisogna che ci sia un capofila. Generalmente è un comune capofila, ma potrebbe essere la provincia. C'è anche il caso di un consorzio di bonifica, ad esempio in Pane del Vicentino, che è diventato capofila di un progetto di osservatorio. Ecco, l'osservatorio del paesaggio, se gestito in modo intelligente, è un modo di lavorare, diciamo, sui piani paesaggistici attraverso un metodo partecipativo. Tra l'altro nei giorni scorsi è stata approvata la variante al piano territoriale regionale di coordinamento, gli è stata data valenza paesaggistica, però di fatto i veri piani paesaggistici sono stati rinviati ai piani d'ambito, quindi il vecchio piano territoriale regionale con qualche norma in più rispetto a quello che è approvato nel 2009, dove però si propone, diciamo, di dare vita a questi piani paesaggistici d'ambito, quindi locali. Questo potrebbe essere, secondo me, un meccanismo interessante da attivare o di cui chiedere l'attivazione. Ti chiudo per davvero con queste, ad esempio, un'esperienza secondo me molto bella della Regione Puglia, che ha fatto, anziché come nel Veneto si è fatto prima il piano territoriale in cui si è parlato di strade, autostrade, localizzazioni commerciali, industriali, eccetera, e poi il paesaggio si è lasciato a tempi successivi. Invece in Puglia, ad esempio, si è fatto prima il piano paesaggistico e poi il piano paesaggistico ha affrontato gli altri aspetti anche economici, infrastrutturali. Cioè sul paesaggio si è costruito, diciamo, anche la nuova economia del territorio. E quel sito web di cui accennavo prima, ad esempio, lì è stato attivato, cioè tutti i cittadini hanno potuto, in quei mesi in cui si è costruito il piano paesaggistico, segnalare. Erano 4 tipi di segnalazione, cioè poteva essere segnalazione di un bene paesaggistico importante che si voleva salvaguardare, tutelare, segnalazione di una schifezza paesaggistica che possibilmente si voleva eliminare o mitigare, segnalazione di buone pratiche che vanno nella direzione della costruzione di nuovi paesaggi, segnalazione di cattive pratiche. Quindi, diciamo, poi è stata fatta questa mappa e uno poteva cliccare, diciamo, sui vari pallini, e dentro ogni pallino trovava una scheda che descriveva, diciamo, la segnalazione in tempo reale fatta dai cittadini, dagli enti locali per il proprio paesaggio. E poi è stata fatta questa esperienza di mappe di comunità, cioè utilizzando ad esempio degli artisti,
che attraverso un livello, diciamo, c'è stato un lavoro partecipativo, da quel lavoro partecipativo sono emerse segnalazioni, idee, proposte, e queste idee e proposte che erano state espresse a voce sono poi state tradotte da artisti in una vera e propria mappa che evidenzia, diciamo, i beni costitutivi del paesaggio di quel territorio e le proposte di modificazione e trasformazione positiva del territorio. Fermo qui. Grazie. Vi lascio poi a quelle domande iniziali che... Non so se la cosa è abbastanza, ho cercato di riassumere una cosa abbastanza complessa. Qui aveva lanciato l'idea Di Giacomi di fare una cosa, di consentire la riflessione a casa sia sul filmato che mettiamo in YouTube, sia sui materiali scaricati, per poter fare delle domande più mirate. Anche perché poi qui abbiamo adesso un tutor che è il professor Leoni, e perché poi con il tutor gli studenti poi si confrontano, dibattono un momento, verificano, e quindi anziché avere le domande immediatamente le facciamo successivamente, magari te le invieremo via mail. Sì, non c'è problema. Comunque se qualcuno ha delle domande... E questo era però il meccanismo che era stato proposto già da tempo. Qui ci sono esperienze partecipative, ad esempio, messe, attuate, nessuna, strano perché insomma, un po' tutte le amministrazioni in genere qualcosa si inventano. Sono extra amministrazione, ovvero l'amministrazione non partecipa. Penso al caso di Noeco Mostro di quel comitato, e qui abbiamo il portavoce, e abbiamo visto che quando hanno fatto anche la riunione registrata, che ho visto in differita, non mi sembra che la partecipazione dell'amministrazione sia stata né propositiva né collaborativa né d'apertura. Sbaglio? In effetti nascono quasi sempre, cioè queste forme di partecipazione secondo me nascono quasi sempre dai conflitti ambientali di localizzazione, non è mai ab origine che l'amministrazione si propone prima che scopri il caso, ed è questa... Non è un costruire insieme, no. Mai. Più che sul fatto di cosa intendiamo per partecipazione, è il caso di chiederci se è veramente realizzabile questa partecipazione, perché effettivamente, almeno qua nelle nostre zone, salvo che non partire dai comitati locali, il singolo non viene mai consultato. Non consultato, non si propone mai, basta vedere i nostri consigli comunali, quante persone sono presenti. Sì, effettivamente nascono nei casi di NIMBY o comunque di conflitti ambientali queste forme di partecipazione, se no qui da noi. So che sono pessimista, che vedo così, ma... Guarda che prima c'era un'immagine che ho saltato, ma era un'immagine che appunto è significativa, perché generalmente la partecipazione nasce sempre alla fine e non nasce, cioè quando le cose sono già state ormai arrivate al punto di non ritorno. Cioè il problema, diciamo, di un meccanismo partecipativo serio dovrebbe essere quello invece di far discutere quando le scelte sono ancora aperte. Quindi in quel momento, però generalmente quando le scelte sono ancora aperte, siccome i temi sono molto generali e poco aggredibili, è più difficile far partire la partecipazione. Invece quando poi si arriva, uno vede le ruspe che cominciano a costruire la tangenziale o la discarica, allora improvvisamente la gente si sveglia e dice: ma cosa sta succedendo? Uno dei problemi grossi è questo, cioè diciamo riuscire a innescare un meccanismo partecipativo quando si fanno le scelte strategiche, quando io decido, che so, ad esempio nel PAT, quando io decido quanti metri cubici sbatto dentro,
quello diventa una scelta strategica. Poi il giorno in cui il privato mi chiede di costruire, a quel punto non puoi più tornare indietro perché era stato stabilito dal piano. I vicini se ne accorgono solo in quel momento che li vanno a costruire. A me pare di poter osservare che forse questa partecipazione o questo interessamento in origine all'inizio e non quando le cose sono irrecuperabili, forse si riscontra più facilmente nelle città universitarie, perché mi pare di capire che anche nel caso di Padova, forse o se guardiamo anche il caso di Venezia, tutta l'attività svolta intorno alle progettazioni, alle ipotesi di mi sposto nella sala rossa, alle ipotesi di recupero della Forte Marghera, per fare un esempio, o comunque quello che ci indicava lei di Padova, mi pare che comunque abbia come punto di riferimento e anche punto di partenza l'attività all'interno di alcuni settori dell'università. Quindi forse anche queste nostre zone che sono un po' più marginali rispetto alla vita universitaria possono registrare questa assenza, forse anche per questo motivo. Questo credo che sia molto vero a Venezia, perché a Venezia c'è sempre stata una tradizione di una facoltà di architettura urbanistica che si sono occupate molto anche del territorio, e meno aveva a Padova. Cioè a Padova c'è stata più un'iniziativa delle associazioni ambientaliste, cioè Legambiente, WWF, Italia Nostra, ma poi sono state coinvolte anche le università. Però non è che sia partita dall'università questa esigenza, questa richiesta. In genere sono state battaglie condotte dalle associazioni ambientaliste, anche tutto il discorso di, ad esempio per dire, Informa Ambiente, da cui è partito poi Agenda 21, è successo perché Legambiente ha gestito per qualche anno, aveva avuto un'assegnazione di gestione di Informa Ambiente Padova del comune, e quindi ha cominciato a portare queste pratiche. Però poi l'università, ripeto, è stata chiaramente coinvolta, alcune facoltà dell'università sono state coinvolte in fasi successive, ma non subito, cioè non è partito in genere dall'Università di Padova. Adesso ci sono poi state coinvolte per gli aspetti, ad esempio per gli indicatori, c'è stato tutto un lavoro fatto da diverse facoltà universitarie. In questi giorni abbiamo avuto un incontro con la facoltà di giurisprudenza, dove c'è l'istituto di diritti ambientali, quindi vengono coinvolte e si trovano anche disponibilità generalmente più di singoli che di facoltà. Per il contratto di quartiere lì ci sono state invece diverse facoltà, ma appunto li abbiamo chiamate in qualche modo. Ad esempio nel contratto di quartiere di Padova c'è stata sociologia che ha lavorato per 3 anni. Ogni anno faceva i questionari, le interviste agli abitanti, cercando di capire anche come si stava evolvendo la situazione. C'è stato il corso di agraria di progettazione sui parchi e giardini, che ha dedicato 1 anno alla progettazione partecipata per il verde del quartiere. C'è stato il dipartimento, c'è stata la facoltà di ingegneria e mobilità del traffico, che ha lavorato sul discorso della moderazione del traffico, però sono state in qualche modo chiamate dentro questa operazione. C'è stata Venezia che è stata coinvolta per la ciclodepurazione, il ciclo delle acque, quindi sono state coinvolte le facoltà, però la macchina non è partita dalle facoltà. Forse questo succede invece a Venezia perché c'è più questa tradizione, soprattutto del Dipartimento di Urbanistica, di occuparsi dei problemi anche del proprio territorio. Tanto Padova c'è denunciata una storica separatezza, un po' di separazione tra la città e l'università. Spesso ci sono dei personaggi di grande rilevanza culturale nell'Università di Padova che però non incidono sulle politiche padovane. Non ci sono state grandi esperienze positive in realtà nella commistione tra gestione urbana e università. Quindi dovremmo pensare di potenziare di più i movimenti locali e secondo me sì, parte di lì. Poi voglio dire, anche se l'università è per dire a Padova o a Venezia, se si trova il docente giusto
si trova il tempo giusto, ci fanno arrivare degli studenti, perché poi queste facoltà drenano studenti da tutto il territorio, quindi anche da Castelfranco. Quindi è facile, ad esempio, che poi ci sia il docente di pianificazione territoriale che parla dei problemi che voi vi ponete e trova magari degli studenti o degli stagisti che vengono a fare una tesina sulla situazione locale. Non è difficile questo. Io l'ho visto, che sono stato diverse volte anche a Venezia, e si parla un corso, normalmente sono 50-60 studenti, e poi si trova quello che abita a Padova anche se studia a Venezia, e quindi che è interessato magari a fare una tesi sulle problematiche che tu mi sottoponi. Quindi, ripeto, però la forza motrice secondo me deve essere qui, poi trovi le collaborazioni anche negli istituti universitari, e non mi farei un problema il fatto che non ci sia l'università qui, insomma. E secondo lei la crisi congiunturale che viviamo, non sto parlando di quella dei valori, sto parlando proprio di quella economica, di solito in presenza di crisi ambiente e paesaggio sono i primi a essere penalizzati, però stiamo assistendo anche a una nuova era, secondo me, una nuova sensibilità. Secondo lei la crisi può penalizzare questa forma di democrazia partecipativa o la può soltanto stimolare? No, secondo me la chiave di volta dovrebbe essere quello di inserire il discorso occupazionale dentro i problemi ambientali. Cioè, ad esempio, una cosa su cui a Padova stiamo cercando di battere è questo discorso: no al consumo di suolo, basta occupare terreni agricoli. Allora, sono due i fronti. Uno è quello di dire, ad esempio, l'agricoltura è uno dei settori che potrebbe offrire nuova occupazione. Io ho fatto mi sono andato a vedere dei censimenti dell'agricoltura, per dire, nel Veneto, e sono scomparsi, diciamo, una quantità in 20 anni, dal 90 al 2010, è scomparsa una superficie territoriale pari a tutta la provincia di Vicenza, dalle superfici agricole. Però non è che sia stata tutta cementificata in realtà, solo 1/10 di questa superficie è stata cementificata, adesso sono terreni che sono stati abbandonati e non vengono utilizzati. Qualche volta perché siamo in montagna e quindi c'è il bosco che avanza, però se si guarda c'è anche una mappa fatta dall'ARPAD che dimostra che invece c'è un grande abbandono anche nelle province di pianura. Allora questo vuol dire che c'è una risorsa utilizzabile di grande interesse. Ad esempio a Padova si è formata da qualche mese una cooperativa che si chiama Alma Terra, di giovani che hanno preso in affitto, mi pare, 7 ettari dove era contessa Papafava sotto i Colli Euganei, e che stanno impiantando un'attività, e poi anche una barchessa, una casa abbandonata, eccetera, eccetera, stanno impiantando un'attività e hanno fatto un paio di incontri. Io sono andato per curiosità a sentire, e a un incontro c'erano 30 ragazzi, quasi tutti laureati, nelle più diverse facoltà, che stavano pensando seriamente, diciamo, di dedicarsi all'agricoltura come attività occupazionale. Quindi c'è tutto, questa è una cosa che fa presa, e c'è ad esempio la CIA, che è la Confederazione Italiana degli Agricoltori, che lavora anche su questo terreno interessante. In Toscana è riuscita a far approvare una legge che si chiama la Banca della Terra, per il censimento di tutti i terreni pubblici e privati non utilizzati o sottutilizzati dal punto di vista agricolo, e creando, diciamo, dei meccanismi di incentivazione per poter dare l'accesso alla terra alle cooperative di giovani. Ci sono anche in tutta Italia ci sono movimenti di questo tipo, sono i cosiddetti GAST, gruppi di acquisto solidale dei terreni, che cercano terreni. Quindi c'è tutto un movimento. L'altro movimento che si aggancia a questo, anche dall'esperienza che avete visto a Ravenna, ci occupiamo da subito, cioè non facciamo dei progetti che fra 10 anni eccetera, cominciamo a metterci dentro delle attività. Questa cosa, per dire, io l'ho proposta al vice sindaco, attualmente prossimo sindaco di Padova, quando dice ma ne vai a trattare col demanio dello Stato, militari, cioè, questi non vogliono specularci. Questo secondo me valeva fino a qualche anno fa. Oggi l'idea di poter speculare, c'è il blocco, diciamo, dell'edilizia, l'idea di poter speculare, ad esempio, sulla caserma Romagnoli e di Villa, perché non fare come hanno fatto a Berlino? Berlino ha fatto, quando si sono accorti che c'era questo enorme patrimonio di capannoni privati abbandonati, ha fatto un patto ha preso in affitto a bassissimo prezzo, perché tutto sommato,
lì sapevano che per 10 anni comunque non avrebbero potuto fare investimenti e sarebbero degradati ulteriormente. Il fatto di metterci con un affitto decennale garantito dal comune, il comune ti garantisce che poi insomma, dopo 10 anni se effettivamente ti serve te lo restituisco e sposto quell'attività da qualche altra parte, con una degli affitti decennali ci ha messo dentro degli incubatori di imprese, cioè gruppi di giovani che hanno piantato attività artistiche, laboratori di teatro, laboratori cinematografici, studi di informatica, dove c'è una grossa domanda. Ecco, quindi questo, secondo me, se si riesce ad agganciare questo problema, cioè il problema degli spazi inutilizzati al problema dell'occupazione e creare un movimento su questo diventa un meccanismo fortemente interessante. Insomma. Però questo il punto è qui oggi, cioè secondo me in tutti questi ragionamenti il problema occupazionale deve in qualche modo intervenire, cioè devi far prospettare che le cose che stai proponendo non sono vogliamo il verde, l'alberello, vuol dire un altro tipo di economia, cerca di impostare un altro tipo di economia che dà anche degli sbocchi immediati insomma su questo. Non so qui se poi voi avete. Com'è finita poi? Io ho perso poi com'è finita la questione qui della cartiera? Della cartiera c'è il portavoce che dirà come è finita la questione della cartiera. A che punto è? Non è finita, nel senso che il comitato sostanzialmente sta cercando di portare le osservazioni di natura tecnica, diciamo, per trovare degli errori di procedura attaccabili. Questa è un po' la linea che è stata presa dal comitato perché era anche l'unica percorribile, ma in realtà forse l'opinione pubblica non è particolarmente sensibile all'argomento, una volta che poi è passato il polverone, diciamo, e molto probabilmente l'amministrazione sta aspettando tempi migliori per sistemare dal punto di vista procedurale, quindi eliminare i vizi formali e ripartire con il frigorifero. No, non l'ha messo in frigorifero, sta ribollendo. L'ha messa in frigorifero dal punto di vista della visibilità, non ci sono annunci di volontari, ma probabilmente stanno andando avanti ugualmente. Sono usciti anche degli articoli sui giornali a marzo relativi al ripristino dello scalo merci. Stasera c'è il Consiglio Comunale con l'approvazione del rendiconto del bilancio 2012 e si ripropone di nuovo l'alienazione di quel terreno. Loro stanno andando avanti? Sì, loro vanno avanti a sprombattuto, hanno dichiarato in Consiglio Comunale che abbiamo proposto un ordine del giorno sul tema a febbraio e hanno dichiarato che l'istruttoria che secondo noi era stata costruita in modo frettoloso e raffazzonato, abbiamo portato le nostre considerazioni sui vari documenti, non è assolutamente né frettolosa né raffazzonata, formalmente è assolutamente corretta, non hanno paura di niente e di nessuno, andranno avanti. Anzi stanno cercando imprenditori, tra cui di nuovo quelli della cartiera, stanno cercando di riportarli e quel terreno ormai ha avuto la variazione di destinazione per cui sarà destinato a quello punto. Quindi c'è una cordata di imprenditori che sta cercando di ripristinare lo scalo merci, lo scalo ferroviario, perché con questa cordata, a cui dovrebbero partecipare appunto gli imprenditori anche della cartiera, prevedono di avere tutte le giustificazioni per portare un'espansione di tipo industriale lì. Ho capito. Miliana, cosa facciamo? Chiudiamo qui? Dunque, io una cosa, anche se siamo in pochi, desidero dire una parola. Questo allora è l'ultimo incontro prima della pausa, prima di settembre, facciamo la pausa estiva perché le scuole adesso sono sotto pressione, sotto altri impegni, per cui non abbiamo mandato avanti oltre.
Grazie a tutti i nostri relatori. Mi dispiace che oggi non sia potuto essere presente anche l'architetto Zandi Giacomi per Italia Nostra, perché l'architetto Lironi è uno degli organizzatori con Legambiente, ma era impegnato l'architetto Zandi Giacomi col PAT a Treviso e quindi non gli era possibile. Quindi grazie veramente, questa di oggi è stato, come sono stati belli gli altri, io ho trovato di particolare interesse vitale questo incontro e spero che quando ci saranno gli approfondimenti che potremo fare anche a seguito della conclusione di questo corso, speriamo di poterti avere ancora disponibile. Speriamo che sia stato utile. Grazie, utilissimo. Grazie a voi. E quindi ci lasciamo e vado a chiudere la telecamera. Aspetto domande. E arriveranno le domande dopo il lavoro dei tutor. Dunque, come si fa?